Buongiorno cari amici, benvenuti anche in questa live special del vostro Maretto Veneziano. Oggi parleremo di quelle persone, sapete che alcune volte nella vita hanno in mano un martello e tutto il resto gli sembra che sia un chiodo, no? E allora magari entrano nella radiestesia, nella radionica, nella magia e pensano che hanno imparato una materia e tutto deve essere, come si suol dire, messo attraverso o visto attraverso i chiodi il martello di quello che è la materia che avevano imparato precedentemente, eh, prima di aver incontrato la radiestesia o, tra virgolette, la radionica o la magia. E quindi pensano di utilizzare le loro conoscenze anche in quel campo lì, mentre magari bisognerebbe stare lontano. O utilizzare quelle cose che dice il Marietto. Capita spesso, soprattutto nei vecchi tempi, io sto parlando del 2013, che ho conosciuto un signore su social, no? Che non aveva mai visto la radionica, non aveva mai visto la radiestesia, no? Non aveva mai visto la magia, che quando ho cominciato a spiegargli in modo gratuito alcuni concetti o anche alcuni concetti della Wicca, a un certo punto, visto che lui usava le energie della mano, Furchi, insomma, non mi ricordo neanche più come si chiamava quella tipologia di conoscenza che aveva lui, tutto quello che non era suo era satanico o era, in un certo senso, il diavolo e roba del genere, ma lui non aveva niente di cristiano, anzi, però prima di iniziare questa pillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Marietto Veneziano, di indicarlo, di venirci a trovare nei nostri gruppi social su Facebook, dove mettiamo anche circuiti radionici e quadranti radiostesici gratis e chiaramente anche un bel super like se vi scappa mentre guardate questo video. Vi ricordo anche che nel sito capitano.interviste.org i link sono sotto qui in descrizione, basta che cliccate e ci venite a trovare. Abbiamo anche degli ebook, 20 ebook, ne abbiamo già scaricati 150.000, sono ebook che ha fatto Manuel Veneziano, di cui 4 ebook parlano della chirologia, lettura della mano, e gli altri 15 parlano di radionica e radiestesia, e sono tutti gratis. In più abbiamo anche una sezione shop dove la gente può tranquillamente acquistare dei servizi in più a pagamento. Vi ricordo che una consulenza Maretto Veneziano sono 20 euro, 45 minuti, pagabili solo con PayPal. Se non avete PayPal non siete clienti per Maretto Veneziano. Buonasera, mio amico, grazie. Bene, riprendiamo un po' il discorso di quelle persone che hanno solo in mano un martello e pensano che tutto il resto della loro vita è un chiodo. Allora, mi ricordo questi 7-8 anni fa, questo signore, no? Gli avevo spiegato in modo gratuito anche nei suoi gruppi che esiste un'altra materia che lavora con l'onda di forma, lui lavorava con l'energia delle mani, no? Poi addirittura in un gruppo aveva avuto un problema con qualche altro suo mh, fodale, e il giorno dopo stranamente ha avuto un infarto, io ho cercato di aiutarlo e questo è arrivato 7-8 anni fa, questo caso qua. E, e questa frase, no, mi fa pensare a quelle persone che io gli spiego alcuni concetti, no? E loro cercano sempre di prendere questi concetti e metterli dentro quella cosa che avevano imparato, pensando che, ad esempio, faccio un esempio semplice, pensando che con la visualizzazione si possa fare tutto, no? Perché magari nella conoscenza che hanno preso si può visualizzare tutto e tutto si concretizza in materia. In teoria sì, no, però in pratica no, non tutti hanno queste capacità di farlo e una cosa, come si suol dire, è insegnarlo, no? E una cosa è guidare, cioè tutti possono guidare, ma non tutti potranno diventare come un Michael Schumacher, un Vettel, insomma, grandi piloti, no? Quindi è chiaro che tutti possono fare certe cose in linea teorica, ma in pratica è meglio non pensare che tutto il resto sia un chiodo se uno ha solo in mano un martello e bisogna cominciare a pensare di prendere una sega, un frullatore
qualsiasi altra cosa in mano per poter evolvere, no, se no si resta ancorati alle proprie conoscenze e si riesce a capire che se Marietto Veneziano dice, ad esempio, di usare un determinato strumento, non bisogna pensare di usare un altro strumento o visualizzarlo, no? Questo è importante per riuscire a capire che bisogna, in un certo senso, allinearsi anche alle novità, no? Se no fate come quel tipo che aveva iniziato una guerra santa contro il Marietto, che si spacciava anche per il Marietto in alcuni gruppi. Chissà cosa me ne combinate a nome del Marietto. Buonasera Loredana, grazie di avermi salutato, no? Quindi a tutte quelle persone che pensano, perché hanno in mano un martello, che tutto il resto del mondo sia un chiodo, no? Che bisogna fare esattamente picchiare sopra se non fanno quello che dice il martello, io dico di stare attenti, no? Di in un certo senso evolvere, in un certo senso riuscire ad aprire le tapparelle mentali del cervello perché stanno arrivando. Ciao Giuseppe Guddemi, un altro, cioè stanno arrivando momenti molto importanti. Poi voglio rispondere a una bellissima domanda che Giuseppe ha fatto, no? Dal discorso di uscire in estraneo al corpo. Allora, Giuseppe, parlo a te così lo spiego a tutti, no? Perché hai fatto una bellissima domanda, no? La faccio sul tubo, no? Allora, anni fa è andato un mio amico che era dentro un gruppo misterico, è andato a fare un corso in astrale. È andato a fare un corso in astrale, e il problema è che non aveva messo le protezioni, no? Non si era fatto il cerchio di fuoco, l'ovetto colorato. E cosa è successo? È successo che quando il maestro gli ha spiegato come uscire in astrale, aveva avuto i suoi piccoli risultati, quando è tornato indietro aveva, come si suol dire, i corsi vanno sempre bene, ma non era partito equipaggiato in modo corretto. Allora, ci sono corsi per uscire in astrale. Il problema è che se le persone non fanno delle procedure di protezione, capita di, in un certo senso, avere dei rinculi tremendi perché si possono trovare o fra le persone che si incontrano o fra le persone che fanno questi corsi dei parassiti. Allora, per fare dei corsi, per uscire in astrale si può fare in linea teorica. Io personalmente non mi ricordo, cioè da piccolino mi ricordavo perfettamente quando uscivo, sempre tutto, no? Però non sapevo che uscivo in astrale, per me il mondo era uguale, no? O di là, nel passaggio futuro, o di qui, perché da piccolini, visto che ero un chiodo, ero gracilissimo, chiaramente per me era una passeggiata. Oggi io esco, ma non mi ricordo come faccio, nel senso, quando rientro dentro so di avere in un certo senso viaggiato, no? Sento, mi ricordo qualche frammento, anzi, non solo io me lo ricordo, me lo ricordano magari, mi ricordo che quando facevo alimentazione, alcuni miei clienti mi dicevano, lei la deve smettere di venirmi a trovare di notte. Io restavo a occhi aperti perché non mi ricordavo più. Dicevo, ma signore, io di notte dormo, sono sempre stato a casa mia. E poi io i sogni non me li ricordo. Quindi non è che da queste persone devo fare chissà che cosa. Si vede che molto probabilmente avevo dei compiti da dirgli, no? Importanti, e loro però se lo ricordavano bene, no? E quindi capita spesso, no? Molto spesso, che il marietto esce perché ha dei lavori da fare, no? E alcune volte dei frammenti, certo non racconto tutto a video, no? In futuro faremo anche con il De Garda dei percorsi, in un certo senso, a pagamento, dove ci sarà possibilità di imparare certe tecniche per uscire, perché ci sono, perché bisogna uscire ben, capisci Giuseppe, bisogna uscire ben protetti, non si può dire una cosa così a tutto il mondo quando poi uno esce e si becca una narva astrale o un parassita o un vampiro eterico e dopo, un giorno dopo si fa male in giro, no? Questo era per rispondere a Giuseppe che ha fatto una bellissima domanda, no? Se avrei spiegato come uscire. Io ufficialmente vi dico che non mi ricordo come faccio, no? Però esco e alcune volte effettivamente anche altre persone mi hanno visto, dicono di avermi sognato
Beh, adesso non è che quelli che mi scrivono sotto nel tubo mi dicono: "Ti ho sognato stanotte", dell'eroina astrale, però capita spesso che delle persone, mi dicevano queste cose qua, no, anche perché magari ci postavo dei messaggi, dei consigli nella vita, degli aiuti, no, però vabbè questo è il marietto, fuori qui. Boh, questo era per rispondere a Giuseppe che giustamente mi ha fatto una bellissima ritorniamo per quelli che pensano che hanno in mano un martello e tutto il resto del mondo è un chiodo, no, quindi tutte quelle persone che seguono il Marietto, se dico rosso o verde, noi dobbiamo adeguarci un po', cioè la radiestesia è una cosa, la radionica è un'altra e la magia è un'altra. Poi ve l'ho spiegato, ci sono magie rosse, magie bianche, magie nere, no, chiaramente, teoricamente il migliore prego Giuseppe, il migliore è chi fa la magia rossa perché usa bianca e nera. E poi un'altra cosa importante, la magia rossa non deve essere confusa con la classica magia sessuale. Quella è totalmente un'altra cosa, no, è una distorsione. La magia rossa è praticamente la completezza, la magia bianca e la magia nera, cioè la magia rossa, il magus, no, o il cabalista, chiamatelo come volete, fa solo magia rossa. Poi ci sono quelli bianchi che vogliono stare sempre seduti da una parte nel carro del vincitore e quelli neri che invece hanno il compito, a livello spirituale di svegliare quelli capite, un po' così. Bene, cari amici, il vostro marietto ha finito qui, quando vedete certe pillole bisogna un pochettino adeguarsi, nel senso non è che se uno ha imparato una tecnica, quella del marietto non deve essere utilizzata, se vi dico di usare alcuni strumenti potete anche non usarli, però è chiaro che il risultato sarà diverso, capite? E quindi di conseguenza in tutto il mondo un chiodo anche se uno in mano un martello. Quindi cari amici, grazie di avermi ascoltato e mi raccomando, mercoledì alle 21 il Zegara Mediterraneo per le sibille interattive e gratuite nel canale Marietto. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.